Per tutti coloro, titolari o dipendenti, che avevano chiuso la propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale o chi vi lavorava, avrebbero mai riaperto? Quando avrebbero riaperto? In quali condizioni e come sarebbero riusciti a sopravvivere fino a quel momento? Un grazie davvero immenso al personale ospedaliero, a cui dovremmo fare letteralmente un monumento, ma anche a tutti coloro che comunque sono rimasti a lavorare in trincea per fornire tutti gli altri servizi ritenuti essenziali ai cittadini. Ma avevamo tutti una grande consapevolezza: nessuno doveva rimanere soltanto insieme. Solo insieme saremmo riusciti a superare questa tragedia, questo dramma che aveva impattato sulla nostra comunità. Adesso si sono aggiunte nuove paure, certamente ancora la paura economica, la paura legata ai maggiori costi energetici, che perciò costringerà molte imprese a non riaprire, a costi che naturalmente aumentano e tante famiglie non sono in grado di sopportare. E di questi giorni la paura ucraina, la paura di una guerra che è scoppiata improvvisa letteralmente sulla soglia di casa nostra. Stringiamoci, lo abbiamo fatto nelle tragedie in questi ultimi 2 anni, continuiamo a farlo. Le istituzioni sono con tutti noi, con tutti voi. Io ci sono. Perciò l'importante è la consapevolezza che insieme stiamo uscendo dalle tragedie degli ultimi 2 anni, insieme usciremo anche da queste paure e da questa tragedia.